Vediamo come Ding Liren ha sacrificato la regina contro il re degli scacchi, Magnus Carlsen. E buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questa posizione tratta da una partita giocata fra Ding col bianco e Magnus Carlsen con nero, dove vedremo veramente alcuni fuochi d'artificio, niente male. La partita non è recentissima, è stata giocata qualche tempo fa, ma è sempre interessante vedere come l'attuale campione del mondo Ding gioca contro il re in persona, Magnus Carlsen, che ricordiamo essere ancora campione del mondo Rapid e Blitz, quindi chissà se deciderà di difendere questi titoli oppure no. Allora, qui c'è stata una combinazione di cambi e adesso Ding cattura questo cavallo. Facciamo un po' il conto della situazione: abbiamo un 2, 3, 4, 5 pedoni per il bianco contro 4 per Carlsen, e se dobbiamo così fare una valutazione della posizione, sembrerebbe che il vantaggio del bianco, ossia il vantaggio di Ding, è dato tutto da questa presenza di questo pedone in settima traversa, che se riuscisse a spingersi di uno andrebbe a promozione. Ovviamente questo al momento non è possibile, poiché la casa di promozione è ovviamente controllata dalla torre di Carlsen. A questo punto siamo appunto in una partita blitz, quindi i giocatori non hanno troppo tempo per pensare e Carlsen quasi immediatamente decide di catturare questo pedone. Ma dopo aver catturato questo pedone, probabilmente in cuor suo sente di aver fatto la più grande cavolata della sua vita. Ding è lì che ci pensa, ricalcola bene prima di sbagliare anche lui e riesce a trovare la combinazione che porta il bianco in vantaggio. Ti lascio qualche secondo per ragionarci. Ok, io credo che tu l'abbia vista e la soluzione è sacrificio di regina in G7. Il re non ha nessun'altra possibilità se non catturare e ora si dà il via allo scacco di scoperta. Si va a promozione con la regina, si attacca il re si dovrà spostare e molto probabilmente alla prossima cadrà la torre con partita vinta per il bianco. Carlsen gioca re in F6 e attenzione che qui probabilmente un giocatore del nostro calibro, insomma un giocatore umano normale come noi, avrebbe immediatamente giocato una mossa di questo tipo, ma questa mossa non è perdente, cioè perdente nel senso che non porta alla vittoria perché porta alla parità. Qui Carlsen avrebbe avuto risorse tattiche come gli scacchi infiniti su H5 e D1. Il re ovviamente qui è tutto chiuso, è costretto ad andare sopra e a questo punto, ancora una volta, il re non ha tante altre chance, può decidere se continuare ad andare indietro e quindi ritornerebbero gli scacchi su D1, andare in avanti non cambierebbe la situazione perché dopo donna per G4 il re è costretto ad andare qui, quindi di nuovo scacco, eccetera, eccetera. Si andrebbe alla patta per ripetizione. Qui Carlsen riuscirebbe a salvarsi nell'angolino, ma Ding è stato molto bravo a vedere tutto questo e dopo che Carlsen spinge il proprio sposta il proprio re in F6, arriva un'altra mossa. Che mossa faresti ora in questa situazione? Quiding sta dicendo c'è il re un po' così, ho una torre molto attiva, una regina molto attiva, secondo me sento puzza di matto. Bisogna trovarlo lo scacco matto perché non è semplicissimo, ci sono tanti scacchi che si possono dare qui, 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 tante cose, ma una sola mossa sicuramente è quella vincente e Ding la trova. La mossa vincente è regina in D8, il bianco non mangia la torre perché vuole dare scaccomato. Allora questa regina tiene tutta questa diagonale, la torre evita che il re possa andare indietro, quindi le uniche due case possibili per questo re sono la casa G6 a destra oppure andando su. A questo punto Carlsen abbandona perché vede già che in entrambe le situazioni la partita è completamente persa. Perché? Se il re dovesse andare qui sopra, arriva donna in D4 e la donna chiude tutte le vie di fuga al re nero. E ovviamente la stessa sorte, forse un pochettino più lunga, però comunque è sempre la stessa, arriva dopo re G6. Allora ti lascio a te il tempo di pensare qual è il modo vincente per finire questa posizione da bianco. Stai pensando allo scacco con cattura la torre,
ok? C'è sempre la stessa possibilità del nero di riuscire a dar patta. La soluzione è donna G8 scacco, e dopo donna G8, ok, non ci sono troppe possibilità per il re nero, l'unica re in F6, e dopo che il re è andato in F6 ancora una bellissima combinazione di matto sfruttando la diagonale. Fantastico, fantastico. E ovviamente questa sconfitta è pesata tanto a Carlsen, che comunque però arriva sempre in un gioco blitz. Nel gioco, diciamo, standard, la supremazia di Carlsen è ancora assolutamente affermata, e non vedo l'ora di vedere nei prossimi tornei, quando troveremo all'interno dello stesso contesto il campione del mondo Ding e il re indiscusso degli scacchi attualmente Carlsen. Lo ha detto anche Kasparov, lo abbiamo pubblicato in uno short, andate a recuperarlo, dove Kasparov dà la propria opinione su quello che sta accadendo oggi nel mondo degli scacchi, e quindi noi di Matto Scacco vi terremo assolutamente aggiornati. Alla prossima!